Ben ritrovati, area di vacanza per cronache trevigiane, ma anche brutta aria per l'agricoltura della Marca trevigiana. Tanto per gli accordi che arrivano dal Canada, tra poco il servizio, ma anche per il maltempo che infuria nella nostra provincia. Andiamo in casa di Veneto Agricoltura con le previsioni ormai da tradizione sulla prossima vendemmia, probabilmente con 10 giorni di anticipo. Il servizio. L'annata vitivinicola 2017 sarà senz'altro ricordata per la sua precocità, addirittura più marcata rispetto a quella record del 2007. Questo è il resoconto del primo focus del trittico vitivinicolo Veneto, organizzato a Conegliano da Veneto Agricoltura, che ha annunciato una vendemmia anticipata di una decina di giorni rispetto alla media. Una situazione determinata da un andamento climatico altalenante, con alte temperature già a marzo che hanno anticipato il germogliamento delle viti, seguito da una fase di gelate fuori stagione ad aprile e una nuova ondata di caldo a maggio. Oscillazioni del termometro che tuttavia non intaccheranno la qualità delle uve. Un grappolo che adesso ha un anticipo fenologico di circa una settimana rispetto al 2016, ma si è riportato un po' in quelli che è la media storica. Un grappolo che si presenta più allungato proprio per questo sviluppo vegetativo che c'è stato circa 2 o 3 settimane fa, e questo ancora con effetti positivi poi sulla sanità delle uve, per cui tutto sommato dopo queste anomalie termiche, queste incidenze ambientali abbastanza anche evidenti, diciamo che il vigneto in questo momento si presenta in un ottimo stato e tutto lascia a prevedere una buona vendemmia, ma sicuramente almeno ad oggi una vendemmia anticipata rispetto al 2016. Vigneto veneto sanissimo dunque, i cui unici problemi, casomai, potrebbero arrivare dalla siccità che perdura da troppo tempo. Abbiamo avuto un problema verso il 20 di aprile di forte abbassamento delle temperature con alcune gelate in pianura. Ci sono però in generale temperature superiori alla media ed c'è soprattutto una grossa carenza idrica. Stiamo maturando una grande carenza idrica a partire da dicembre dello scorso anno ad adesso. Il trittico vitivinicolo Veneto, organizzato da Veneto Agricoltura con Regione Veneto, CREA, ARPAV e la collaborazione dell'Università di Padova, è un appuntamento scientifico sempre più determinante per lo sviluppo del settore trainante l'agricoltura veneta, con un export nel 2016 di 2 miliardi di euro. Questa iniziativa è la prima di un trittico di 3 iniziative che organizza Veneto Agricoltura. Questa prima a giugno è lo stato del vigneto, quindi facciamo un'analisi della situazione al momento. Il secondo momento è ad agosto, quando facciamo le previsioni delle vendemmie, e il terzo momento a dicembre, quando invece faremo il consuntivo.